Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made di Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta Coca-Cola 1,5 litri a €1,99. Tonno all'olio d'oliva Rio Mare 7 per 80 grammi a €7,99. Mortadella IGP con o senza pistacchi d'Espar duetti a €2. Vino buio Mesa 75 CL a €9,90. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Ristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. La vera bellezza nasce da un attimo dedicato a te ed Amy Beauty Hair questo Natale te lo regala con le sue gift card. Regala o regalati momenti di bellezza, trattamenti dedicati alla cura dei capelli e gift box firmati Kerastase per coccole preziose e di lusso. Valorizza la tua bellezza e illumina il tuo Natale. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa, Tortolì. Infoline 0782 623 684. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, benvenuti alla seconda edizione di Stella di Cecché con il notiziario, le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi da Loceri, ci sono buone notizie perché il Comune ha ottenuto quasi 5 milioni di euro di finanziamenti per interventi che toccano settori fondamentali della vita del paese, dalla viabilità alla scuola. Il quadro degli interventi comprende il completamento e il potenziamento del piano insediamenti produttivi Giumpa Quaddu, finanziato per 1 milione di euro. Sul fronte della viabilità di interesse locale e regionale sono stati ottenuti 370.000 euro per la messa in sicurezza e il completamento della vecchia strada Loceri-Lanusei. Ancora rientra tra le priorità anche la riqualificazione degli edifici pubblici con la manutenzione straordinaria della casa municipale per un importo complessivo di 375.000 euro. Particolare attenzione è stata riservata anche al tema dell'accessibilità grazie a un finanziamento di 200.000 euro destinato all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici con un intervento mirato sulla piazza dell'Edda Fontanedda. Un capitolo rilevante riguarda la scuola attraverso il piano straordinario di edilizia scolastica. In questo caso 211.000 euro sono destinati alla manutenzione straordinaria e all'efficientamento energetico dell'edificio Ferdinando Podda, sede della scuola primaria e secondaria di Loceri. A snocciolare i numeri è stato il sindaco Gianfranco Ledda che commenta così: abbiamo scelto di partire dalle criticità reali del paese affrontandole una alla volta attraverso una progettazione attenta e una ricerca puntuale delle risorse disponibili. Ogni finanziamento ottenuto alle spalle studio, confronto e responsabilità amministrativa. L'obiettivo non è accumulare opere pubbliche, conclude, ma migliorare la qualità della vita dei cittadini, rendere più sicuri gli spazi, più efficienti i servizi e più solide le
prospettive di sviluppo. Continuiamo il notiziario con un'importante iniziativa dell'ASL Ogliastra che si terrà domani, una intera giornata dedicata alla salute e alla prevenzione per avvicinare le persone alle attività e servizi offerti del consultorio familiare. Con questo obiettivo l'ASL Ogliastra ha organizzato domani, mercoledì 17 dicembre, un Open Day alla Casa della Salute di Lanusei. Abbiamo il piacere di avere in videocollegamento la dottoressa Lorena Paola Urrai, direttrice dei servizi sociosanitari dell'ASL Ogliastra. Buongiorno Lorena. Buongiorno Federica, buongiorno a tutti e a tutti. Grazie per essere qui con noi. Ci racconta e spiega ai nostri radioascoltatori l'iniziativa di domani, una giornata dedicata alla prevenzione. Certo, allora domani abbiamo questa importante giornata di prevenzione denominata Open Day, che rientra in un programma più ampio che è il programma nazionale Equità Salute, finanziato dall'Unione Europea, che ci ha permesso anche di reclutare nuovo personale e ci permetterà di reclutare ulteriore personale. Mi riferisco a ginecologi e a pediatri, quindi questo ci permetterà di rafforzare il consultorio. Il progetto intende esplicitare in qualche modo una nuova cultura della medicina di genere. Infatti il titolo del progetto è Il genere al centro della cura. Questo cosa significa? Significa che terremo conto delle differenze individuali e delle differenze cliniche e anche delle risposte cliniche che una persona dà individualmente rispetto al suo genere, ma non solo, anche rispetto all'età e rispetto agli aspetti sociali e culturali. Quindi è un elemento importante di novità che ci permetterà di dare risposte in termini di appropriatezza. Cosa accadrà domani? Domani le persone che andranno al consultorio di Lanusei potranno avere una consulenza sia psicologica, ginecologica e quindi e non solo, ma anche risposte in termini di prevenzione, consulenze in termini di prevenzione. Saranno a disposizione i nostri professionisti, mi riferisco all'assistente sanitaria, la dottoressa Giulia Monni, mi riferisco alle psicologhe, le dottoresse Ferreli e Puddu, ci sarà la dottoressa Pirarva, la ginecologa, e altri professionisti che daranno per tutta la giornata la loro disponibilità ad offrire risposte importanti che verranno offerte, richieste dai cittadini. Ottimo, l'appuntamento è dalle 9 alle 17:30 alla Casa della Salute, non c'è bisogno di prenotazione? Così? No, non c'è bisogno di prenotazione, possono avvicinarsi anche perché gli operatori sono numerosi e quindi auspichiamo che le persone si avvicinino a noi. Saremo lì ad aspettarli. Questa è un'iniziativa veramente importante perché si sa che la prevenzione è veramente tutto, però non sarà l'unico appuntamento. Assolutamente no, noi lavoriamo per il territorio, per cui questo è il primo degli appuntamenti, seguirà un appuntamento a Tortolì nel mese di gennaio, dopodiché raggiungeremo anche la Casa della Salute di Ierzu e poi faremo una tappa anche a Siui, questo per dare un segnale importante perché la sanità va verso i cittadini e non il contrario. Tutto il territorio. Dobbiamo essere verso di loro. Benissimo, la ringraziamo tanto dottoressa Urrai per essere stata con noi e anche per questa importante iniziativa. Ricordiamo domani mercoledì 17 dicembre alla Lanusei, al consultorio che si trova alla Casa della Salute in via Pilia 6. Grazie dottoressa. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. Ecco, abbiamo avuto in videocollegamento la dottoressa Lorena Paola Urrai, che è la direttrice dei servizi sociosanitari dell'ASL Ogliastra, ci ha illustrato l'Open Day di domani, un appuntamento quindi gratuito, senza prenotazione, per tutti i cittadini e le cittadine che volessero appunto avvicinarsi alla Casa della Salute. Potranno trovare
da numerosi professionisti, da psicologi a ginecologi e insomma diverse opportunità, quelle fornite gratuitamente dall'ASL Ogliastra Domani. Andiamo avanti noi invece, ci spostiamo a Iersu, parliamo ancora di opere pubbliche. Oltre 400.000 euro arrivano dalla regione per realizzare una piazzetta, diversi parcheggi a Fontana e Castangia a Iersu. Il progetto è volto a rendere più scorrevole il traffico veicolare in una zona del centro abitato in cui sono presenti anche diverse attività commerciali e che dove quotidianamente si creano situazioni di congestione del traffico con difficoltà di circolazione e conseguente incremento dei rischi per i pedoni. La finalità dell'opera, spiega il sindaco Carlo Lai, è quella di realizzare un'area parcheggi a servizio dei residenti e non solo, una piazzetta rivolta verso con un marciapiede verso la via Vittorio Alfieri, che consenta quindi ai pedoni il transito in sicurezza tra la zona residenziale e il cimitero comunale. Motivo di grande soddisfazione vedere concretizzarsi i progetti cui l'amministrazione e gli uffici lavorano sodo, che renderanno la nostra comunità più bella, vivibile e più sicura. Queste le parole del sindaco Lai. Ci spostiamo ora a Barisardo perché stasera ci sarà un incontro pubblico dedicato al progetto Bari Next, un progetto che riguarda il rinnovamento della viabilità del paese, un cambiamento che sarà impegnativo ma necessario, pensato per migliorare la sicurezza, il traffico, gli spostamenti, far respirare le attività del paese attraverso una nuova pedonalizzazione. Bari Next si colloca all'interno di una visione più ampia che pone come obiettivi la riorganizzazione e l'ammodernamento del patrimonio infrastrutturale di Barisardo. Durante l'incontro verranno presentate le scelte progettuali, gli obiettivi e i benefici attesi. Sarà quindi l'occasione anche di fare domande, condividere osservazioni e contribuire quindi a questo progetto. L'appuntamento è nell'aula consigliare del comune alle 17:30. L'invito degli amministratori è quello di partecipare. Concludiamo invece con un evento di solidarietà che si terrà domani a Tortolì. Il progetto Miracolo di Natale, giunto alla sua 29esima edizione, torna anche quest'anno, coinvolge 24 comuni della Sardegna in una grande mobilitazione solidale che unisce territori e comunità. L'appuntamento a Tortolì è per giovedì 18 dicembre dalle 9 alle 13 in municipio, dove sarà possibile contribuire con una donazione. Il comune aderisce all'iniziativa su proposta dell'associazione SOS Metal Detector e invita la cittadinanza a partecipare. Chi desidera potrà donare generi alimentari a lunga conservazione, articoli per bambini e giocattoli, piccoli gesti che possono fare una grande differenza per chi vive in una situazione di difficoltà. Ad accogliere e raccogliere i doni in comune ci saranno i giovani volontari degli istituti superiori coinvolti in un percorso di avvicinamento al mondo del volontariato e della cittadinanza attiva. L'iniziativa, supportata dalla collaborazione di diverse associazioni del territorio, a testimonianza di una rete solidale che cresce, si rafforza, porta con sé un messaggio forte e attuale: ascoltare chi ha bisogno senza chiudersi nell'indifferenza. Questo è il commento degli amministratori comunali. Quindi Miracolo di Natale giovedì 18 dicembre per chi volesse partecipare e contribuire con un piccolo dono dalle 9 alle 13 può portarlo in municipio. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.